Profumi, sapori, degustazioni, show cooking e prodotti d'eccellenza. È il formaggio riassoluto delle preparazioni gastronomiche. È stato un successo senza precedenti quello dell'attesissima 21ª edizione della Sagra del Formaggio svoltasi il 9 giugno a Santo Stefano di Quisquina, che in una calda e assolata giornata estiva ha registrato la presenza di un grande numero di bus Gran Turismo. Sono stati infatti in migliaia i turisti che hanno invaso il comune montano per apprezzare il prodotto locale, ma vie più conoscere i molteplici aspetti che caratterizzano Santo Stefano sotto il profilo storico, religioso, ambientale e turistico in generale. Musica, casari, chef, preparazioni gastronomiche live, folklore e tradizioni popolari, rivisitazione gourmet della cucina siciliana e piatti innovativi elaborati proprio in occasione della Sagra del Formaggio, tecniche di preparazione dei prodotti caseari, ma anche l'albergo diffuso, l'eremo di Santa Rosaria, il parco dei Monti Sicani. Mille motivi, insomma, per farne meta di turismo, che oramai da qualche anno registra anche importanti numeri, così come ci spiega il sindaco Francesco Cacciatore. Sindaco, una Sagra del Formaggio riuscitissima, pullman di turisti che arrivano da tutte le parti, prodotti d'eccellenza, qual è il segreto? Ma Santo Stefano Quisquina ancora una volta si conferma veramente una vetrina straordinaria per i prodotti agroalimentari dei Monti Sicani. Noi su questa manifestazione ci abbiamo scommesso già da parecchi anni, perché non vuole essere solo un momento di festa. Sì, è un momento di festa, oggi è una bella giornata anche da un punto di vista climatico, 34 gradi dico, al sole. Comunque è una giornata molto bella, anche perché ci riconfermiamo come, diciamo, un polo attrattivo anche da un punto di vista turistico. Stiamo confermando quelle che sono le nostre peculiarità straordinarie da un punto di vista naturalistico, ambientalistico. Oggi mi dicono che tanti sono i pullman che stanno visitando il nostro eremo della Quisquina, tanti sono i pullman al Teatro Andromeda dello scultore Lorenzo Reina, tanti sono i turisti che stanno affollando il nostro centro storico per degustare le nostre eccellenze agroalimentari. Eccellenze, lo voglio ricordare, quest'anno due dei nostri caseifici sono stati riconosciuti come il miglior pecorino DOP della Sicilia. Questo naturalmente non ci fa dimenticare e non ci fa riflettere su quelle che sono le criticità che stanno riscontrando le nostre aziende, un momento di crisi non solo per gli enti locali ma anche per le nostre attività. Pochi giorni fa abbiamo ospitato presso la sala consiliare gli allevatori che hanno fortemente protestato per il prezzo del latte. Noi siamo stati a fianco dei nostri allevatori, vogliamo essere a fianco anche da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista produttivo. Siamo stati presenti alle fiere di Milano, a Fare la Cosa Giusta, alla Fiera del Mediterraneo, siamo stati presenti anche ieri sera con un momento culturale importante. Abbiamo inaugurato una bellissima mostra di giovani artisti locali, una mostra fotografica intitolata Di giovani, di pietre, di pastori, proprio per essere nel solco con la nostra attività amministrativa. Santo Stefano di Quisquina si apre molto a un tipo di turismo che è essenzialmente anche esperienziale, una nuova frontiera del turismo. Assolutamente sono d'accordo con lei, ha centrato benissimo quello che è il nostro programma amministrativo, lo è stato nel mio primo mandato, poi gli elettori ci hanno premiato anche per questo, perché noi abbiamo sistematicamente scommesso su due segmenti turistici importanti. Noi non abbiamo altro, abbiamo l'aria, abbiamo l'acqua, abbiamo le nostre bellezze naturalistiche. Ecco perché abbiamo e siamo stati uno dei primi, il secondo comune in Sicilia a voler scommettere, siamo stati l'ente attuatore dell'albergo diffuso, l'albergo diffuso Quisquina, che oggi è gestito egregiamente dalla Proloco. Anche le strutture ricettive si sono incrementate, oggi abbiamo gli hotel a 4 stelle, abbiamo tanti B&B, così come stiamo scommettendo sull'altro segmento turistico che per noi ha una valenza straordinaria. Il turismo, diceva lei, esperienziale e il turismo conseguentemente il turismo religioso. La Magna Via Francigena, con cui abbiamo stipulato un protocollo d'intesa che tocca l'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, e poi fatemi dire l'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, considerando che siamo il punto di partenza che congiunge poi Monte Pellegrino di Palermo. Ecco, tutti questi elementi la fanno da corollario, e fatemi dire poi la bellezza del Parco dei Monti Sicani, che speriamo possa decollare definitivamente.
Come si prepara questo torrone che ha un aspetto straordinariamente invitante? Questa è un'antica ricetta siciliana da cui i nostri antenati centenari, è una miscela che si amalgama zucchero e mandorla, con lo zucchero si scioglie, poi si mette la mandorla e poi si lavora. Si lavora e si fa un composto di mandorle e zucchero e si può fare anche col pistacchio, con le mandorle sbucciate, con le nocciole, si può fare in tanti generi. E poi si amalgama e poi si va tagliate a pezzettini, a stecche così, che ora la andremo a tagliare, delle striscioline. Che mandorle utilizzate? Mandorla siciliana, mandorla da Raffadali, che è mandola nostra dalla Sicilia, diciamo. Non usiamo altro tipo di mandorla perché con questo genere di prodotto, se non c'è la mandorla siciliana, le altre mandorle non sanno di niente. Quindi la mandorla siciliana è quel prodotto che si va a abbinare bene con lo zucchero e quindi preferiamo i prodotti siciliani, diciamo. La saga del formaggio è molto tempo che la facciamo, più di 30 anni, quindi facciamo tutte le manifestazioni in Sicilia. Signora, lei viene Da Palermo. e venite appositamente per la sagra del formaggio? Sì, alcuni amici ci hanno invitato e quindi siamo qui già da ieri. Il paese è delizioso e la sagra è veramente da vedere. E i prodotti come li trovate? Abbiamo già assaggiato la tuma e la ricotta, ottimi, freschi, buonissimi, ma anche l'artigianato vale la pena. Consigliate? Assolutamente sì, da consigliata, venite perché è un posto meraviglioso. Alla sagra del formaggio, le mandorle, le olive, tutta una serie di prodotti che la vostra azienda propone che sono biologici. E cosa avete portato qui di nuovo? Io vedo comunque delle cose assolutamente innovative. Sì, abbiamo le mandorle, abbiamo la buccia di limone, di arancia, tutto strettamente biologico. E questa buccia di limone e di arancia come la proponete? E si può mettere nei dolci o mangiare tipo caramella, anche come una caramella perché è bellissima, è naturale. E viene proposta con uno strato di zucchero esterno oppure solo naturale? No, solo zucchero naturale, solo zucchero naturale. Alla sagra del formaggio di Santo Stefano anche il nettare della Quisquina, un miele che ha delle particolarità, quali, come si estrae, come si produce, quanto è gradito. Allora, il miele di montagna di per sé è un miele particolare perché rispetto ad altre zone dove magari c'è più industrializzazione, questo è un miele più puro, non ci sono tutti quei magari metalli o inquinanti che purtroppo al giorno d'oggi si trovano un po' sparsi in tutto il mondo. Il miele di quest'anno è un miele millefiori con prevalenza di sulla, perché quest'anno la fioritura della sulla è stata abbondante e ha permesso alle api di fare un buon raccolto. E l'importanza delle api, le api sono degli animali che se non fosse per loro l'80% della produzione di frutta e verdura al mondo non esisterebbe. Se non fosse per il lavoro degli impollinatori oggi non potremmo mangiare frutta e verdura, non potremmo avere frutta e verdura sulle nostre tavole. Come avviene l'estrazione del miele? Allora, l'estrazione partendo dal favo estratto dal melario, questa parte superiore dell'arnia, questo viene disopercolato, cioè vengono tolti i tappi che le api appongono alle singole celle e dopodiché si inserisce in una centrifuga che grazie appunto a questa forza azionata a mano con delle macchine, il miele fuoriesce dal favo, viene filtrato, dopodiché matura per un 18 giorni, lasciato riposare per 18 giorni e infine viene invasettato. Quindi nell'arco di 18 giorni, 20 giorni il miele è pronto. Le arnie dove vengono posizionate? Allora, il posto ideale per le arnie è un posto esposto a sud perché le api al mattino con il sole appunto che spunta da est e durante tutta la giornata hanno il sole davanti la porta, quindi che batte sull'ingresso e quindi lavorano meglio perché sono svegliate naturalmente dal sole. La ricotta di Santo Stefano è particolarmente buona, come la fate? È buona perché siamo nei Monti Secani, la genuinità della Sicilia è indispensabile.
Come la fate questa ricotta? Qual è il procedimento? Allora il procedimento praticamente c'è latte di pecora, genuino, e poi si fa la ricotta. Cosa mettete per farla diventare così? Allora il procedimento è prima si butta il latte nella tina, poi ci mette il quaglio che viene dall'agnello, poi il latte diventa solido, poi mette un po' d'acqua calda e poi diventa tumo. Poi il rimanente del latte si fa la ricotta, che sarebbe questa qua. E poi si mette a scolare? A scolare no, la tuma si mette a scolare che poi diventa formato. La ricotta è questa. La ricotta di Santo Stefano è particolarmente... L'unica cosa buona che abbiamo, acqua Santo Stefano di Quisquina, dei Monti Sicani, ricotta dei Monti Sicani, sempre di Santo Stefano di Quisquina. Avete un latte particolare perché? Perché qua ci sono pascole a 100% genuine. Onorevole Tamaio, poco fa lei ha detto una cosa: quando vengo qui a Santo Stefano di Quisquina mi sento come se vivessi in una dimensione diversa. È una cosa molto bella, cosa significa? È vero, perché vengo qui e trovo tanti amici, trovo tante persone per bene, trovo tanti validi amministratori che hanno a cuore questa comunità, che è una comunità bellissima, piena di tradizioni. E oggi sono qui alla Sagra del Formaggio, ho visto tanta gente che viene da tanti paesi limitrofi, anche forse da fuori, e quindi ho visto un paese, come dire, risvegliato, un paese particolarmente attivo, virtuoso. È un paese che ha una dimensione veramente importante, una dimensione nuova, che si affaccia, diciamo, ad un futuro migliore. E che possiede un prodotto in particolare insieme a tanti altri, il formaggio, che è comunque un punto di riferimento per la gastronomia internazionale, apprezzatissimo. Formaggio buonissimo, io quando vengo qui veramente faccio una scorpacciata di formaggio. Sì, il formaggio è diventata qui una tradizione, un veicolo importante dove portare tanti turisti. Oggi per questa sagra ho visto veramente migliaia di gente che considera questo posto una grande comunità, che ha fatto di questa tipologia di cibo, diciamo, come dire, un veicolo anche turistico, perché tanti turisti vengono da fuori dalla provincia e vengono a visitare questo posto, anche oltre alle bellezze, diciamo, naturali, alle bellezze del posto, anche perché c'è questa tradizione culinaria che è il formaggio. Anche quest'anno la Sagra del Formaggio si è riconfermata un appuntamento atteso e partecipato. Qual è il lavoro che c'è dietro questo evento? Sì, siamo molto contenti di questo, c'è stato tutto un lavoro preparatorio che parte dalla programmazione politica. Io sono il Presidente del Consiglio, è un intervento che è stato inserito nel DUP, nella programmazione, ma non come un intervento fine a se stesso, rientra in un'azione dall'amministrazione di valorizzare Santo Stefano Quisquina. Quando parlo di Santo Stefano Quisquina parlo di tutto quello che offre, non solo del prodotto caseario, che è il nostro prodotto per l'eccellenza della nostra economia, che vogliamo che la gente viene a degustare direttamente per riconoscerlo anche fuori, e questa è una forma di difesa del prodotto nel mercato globale, proteggerlo dalle contraffazioni. È un prodotto di nicchia che va individuato e riconosciuto. Ma oltre a questo Santo Stefano offre tanto altro, e oggi è la vetrina. Questa è una vetrina di tutto quello che è il sistema Santo Stefano che abbiamo voluto fare, un comune dove ci sono tanti prodotti buoni, oltre al formaggio ci sono i grani antichi, c'è l'olio, ci sono le conserve, ma è anche un territorio nostro particolare che offre tante valenze di carattere ambientalistico e naturale, i nostri boschi,
le valenze architettoniche, l'eremo della Quisquina, il San Calogero, Monte San Calogero, Piazza Castello, la fontana di Piazza Castello, offre tante altre cose, l'ospitalità, il turismo relazionale, qui chi viene è accolto bene, certamente, ma poi offre l'ambiente pulito, la pulizia nostra che è frutto di una politica fatta sui rifiuti, sulla raccolta differenziata e sui rifiuti, offre l'acqua che si può bere nelle fontanelle, questa è l'acqua del nostro acquedotto che è gestita bene, di qualità e che le persone possono bere dalle fontanelle, quindi Santo Stefano è tutto questo, con la ricettività, con i ristoranti che lavorano i nostri prodotti naturali, con l'offerta ricettiva, gli alberghi, con l'albergo diffuso, con i B&B, con il country hotel, quindi è tutta un'offerta per il turista sulla quale noi puntiamo e dietro, come diceva lei, c'è tutto questo lavoro che in tanti anni ha fatto l'amministrazione e l'affluenza che c'è e che continua a incrementarsi di anno in anno, questo ci dà proprio la contezza di un risultato che non è raggiunto, che è work in progress, che dobbiamo continuare. Cosa sta preparando? Noi stiamo preparando della pasta biologica dei senatori Cappelli che produciamo noi. Il grano è prodotto da noi in azienda, tutto prodotto da noi, una pasta quindi con grani antichi. Il condimento, vedo che c'è una base di ricotta. Sì, ricotta, fave e carciofi, tutto locale, tutto nostro. È un piatto tipico? Un piatto tipico della tradizione, è proprio un piatto dei Montesicani, insomma. La ricotta si presta per la Sicilia a preparazioni dolciarie assolutamente d'eccellenza. Voi cosa state preparando? Oggi con la consulta stiamo preparando dei cialdoni pieni di ricotta, i cannoli, i bocconcini e le cassatine siciliane, tutte ripiene con la ricotta. Tutta ricotta di Santo Stefano che vogliamo sapere però come viene preparata. È composta da ricotta di pecora e una parte di zucchero e qualcuno lo aromatizza con un po' di vaniglia, però non tutti lo fanno. Quali sono i dolci siciliani che più di tutti sono graditi a base di ricotta? Noi con la consulta abbiamo realizzato i ciardonedda, i cannoli, i bocconcini e le cassatine. Abbiamo collaborato con tutti i ragazzi, sono stati molto collaborativi, è stata una bella esperienza, abbiamo anche iniziato a capire come si realizzano questi nuovi dolci. Come si realizzano? Quali ingredienti sono necessari? Innanzitutto la crema di ricotta è fondamentale, tutti questi dolci sono pieni di crema di ricotta, poi abbiamo utilizzato anche le scorce di cannolo, abbiamo utilizzato la pasta di mandorle per fare le cassatine, i ciardonedi e anche i bocconcini. Siamo qua presenti a Santo Stefano Quisquina in questa manifestazione con il compito di valorizzare innanzitutto i nostri ragazzi che vengono con noi in questi eventi allo scopo di migliorare le loro competenze e crescere nella loro esperienza lavorativa, sia i ragazzi di sala abbiamo che di accoglienza che di cucina impegnati nei nostri stand e anche in alcuni show cooking qui intorno nella manifestazione, e poi di valorizzare soprattutto i prodotti del territorio. Oggi valorizziamo i formaggi, valorizziamo la ricotta che abbiamo trasformato e creato la torta Elena, appunto, che la stiamo servendo ai nostri agli ospiti della festa, della manifestazione. Abbiamo preparato una mousse di ricotta aromatizzata con delle fragoline, con una crema di fragoline proprio del territorio, e poi abbiamo creato anche degli altri prodotti salati per accompagnare questi piatti. Quindi siamo sempre presenti come nel territorio dei Montesicani, appunto allo scopo di ottimizzare e valorizzare sempre di più i prodotti e i nostri ragazzi. La preside Giovanna Bubello è sempre è il nostro baluardo, la nostra vulcanica preside che ci guida e ci porta sempre avanti, è il nostro capitano, ecco. Con i formaggi, comunque con i prodotti di Santo Stefano si può realizzare un mondo di gastronomia. Un po' di tutto, noi rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un menù che è completamente diverso, l'anno scorso abbiamo fatto le crepe con la ricotta, quest'anno abbiamo fatto il tabulè, abbiamo fatto la torta, come può vedere qua, bella sostanziosa, cioè diciamo che formaggi e ricotta del luogo sono la base per un turismo agricolo che tra l'altro è molto ricercato perché si parla sempre di chilometri zero, quindi prodotto e consumato sempre nella stessa località.
La presenza alla Sagra del Formaggio, cosa significa per il vostro istituto? Allora, per il nostro istituto la presenza in questa sagra è importante perché comunque riusciamo a trasmettere alla gente quello che c'è all'interno del nostro istituto, quindi non solo la didattica ma anche proprio esportare il cibo fuori dall'alberghiero e far vedere di cosa sono capaci questi ragazzi. Santo Stefano promuove una delle sue eccellenze, il formaggio, lo fa con una sagra, è un prodotto nel quale credere. Assolutamente sì, da un lato tradizione e poi la messa a valore dei prodotti di questo territorio, ovviamente tutto ciò che deriva dai pascoli e quindi una buona carne, perché i pascoli qui hanno una qualità importante, tant'è che la carne ha un sapore diverso rispetto a quello che comunemente siamo chiamati a mangiare a tavola, e poi i prodotti derivati dai bovini, da tutto questo sistema che ovviamente messo a valore porta anche lavoro nella ristorazione, porta lavoro nel commercio e porta anche alcune società come per esempio quella dei cacciatori a commercializzare con l'estero i formaggi e tutto ciò che proviene proprio da questo sistema integrato che è dato dal rispetto dell'agricoltura, dall'acqua, dalla particolare caratteristica dei pascoli e da questa dedizione di questo mondo di Santo Stefano che a differenza degli altri paesi ci ha creduto nel tempo e continua soprattutto con le nuove generazioni un'attività che è diciamo fonte di reddito, cioè messa a valore, porta posti di lavoro nel territorio e porta anche posti di lavoro nel settore del commercio che è poi un derivato della produzione zootecnica. La regione siciliana comunque ci crede molto in questi prodotti, come sostiene gli imprenditori per la commercializzazione, la possibilità di conoscenza all'estero? Intanto la regione siciliana con la legge del 2010, quando io ero assessore al territorio, ha ritenuto opportuno creare il cosiddetto Parco dei Monti Sicane, che non deve essere visto come una costrizione di questo territorio, ma deve essere visto come un'opportunità perché il territorio può ovviamente marchiare i prodotti che seguono un certo criterio nella loro lavorazione di questo simbolo che è il Parco dei Monti Sicane, che è uno dei migliori parchi della Sicilia. Questa è la prima considerazione. La seconda è che la Regione con l'assessorato attività produttiva ha messo a bando molte risorse proprio per costruire una serie di strutture, infrastrutture a servizio dei privati affinché costoro potessero essere messi in condizione di realizzare al meglio i prodotti. Devo dire che con l'incalzare della normativa legislativa che pone evidentemente percorsi molto rigidi e i nastri sono dietro la porta per chi per esempio fa caseificio, questa possibilità che è stata data dalla Regione attraverso i fondi comunitari con contributi fino all'80% a fondo perduto, credo che sia stata una chance che il territorio ha certamente utilizzato. Quindi nella prossima programmazione è opportuno che continuiamo a seguire questo percorso perché qui le opportunità sono molte, all'inizio si credevano in poche che come ripeto sono riusciti a creare anche un commercio con l'estero, ma molti altri credo che saranno disponibili a seguire questa indicazione perché la pubblica amministrazione come noi sappiamo oggi ha difficoltà a dare opportunità di lavoro, quindi riuscire ad indirizzare i propri intendimenti di lavoro verso la propria proprietà, perché spesso molti di costoro sono proprietari dei terreni, credo che sia un'opportunità che non debbono lasciarsi sfuggire. Giuseppe Ferlita è uno chef, partito da Santo Stefano che possiamo dire è stato talmente bravo da avere fortuna. Sì, non solo fortuna ma anche
stato un percorso di studi, anche di tanti sacrifici, lontani dalla famiglia, lontani anche dalla ragazza, quindi un continuo studio e investimenti ogni anno per migliorare le tecniche e anche aggiornarsi a ciò che è la cucina anche oggi, ma anche utilizzare anche la mia filosofia, perché ogni cuoco usa il suo metodo, il suo stile di impiattamento e anche i suoi gusti. Io sono un tipo che mi piace anche godermi la famiglia, quindi lavorare, avere anche il tempo per stare con la famiglia, quindi però facendo sempre dei piatti buoni, curati come questi, dove ve li ho fatti in pochi minuti effettivamente. La cucina molecolare non è altro che la nuova frontiera della cucina, ma non è che è una cucina diciamo che fa male, dove si usano prodotti chimici, è solamente lo studio di ciò che noi andiamo a cucinare, quindi lo studio della molecola come reagisce all'interno di un alimento, le membrane delle carni, come possiamo trovare una cottura per renderle sempre più masticabili a livello che si sciolgono in bocca come il burro, quindi utilizziamo delle tecniche che sono il sottovuoto, che grazie a questa tecnica noi cuciniamo a bassa temperatura e tutti i liquidi della carne non perdono le loro caratteristiche, quindi i sali minerali della carne rimangono all'interno di quella busta, dove con la cottura c'è sempre un riciclo. Quindi quando noi poi andiamo a tirare questa carne abbiamo il sapore di carne dove non ha perso liquidi, sali minerali, proteine. Quindi abbiamo un prodotto naturale e fresco al 100%. Lei cosa ha proposto in esclusiva per questa sagra del formaggio? Per questa sagra del formaggio ho proposto un antipasto di tartare, quindi di carne cruda, come può essere comunque carne cruda, la tartare può essere anche gambero, tonno, quel che sia, e il nome tartare è stato indicare l'alimento crudo comunque, con dei prodotti tipici della zona, quindi la ricotta, le arance, i limoni, la cipolla caramellata, il finocchio dolce, quindi un insieme di sapori che danno anche freschezza al palato in estate. Ho usato anche un brodo di frutta in osmosi, che è un processo che si fa anche sottovuoto, ma lo si fa anche a casa, solo che i tempi di preparazione sono più lunghi. E poi ho voluto presentare un primo piatto che sono dei ravioli con due tipi di impasto al nero di seppia, dove questa pasta viene striata, diciamo vengono sovrapposti due tipi di pasta, quindi a creare effettivamente un disegno artistico. E poi una farcia di ricotta alle erbe di montagna, quindi mi sono mantenuto sul nostro territorio, una crema di zucchine che è di stagione, del pomodoro confit e una fonduta di pecorino stagionato. Stop, abbiamo creato un piatto buono, semplice da poter anche fare a casa. Onorevole Lupo, oggi si promuove una delle straordinarie eccellenze del nostro territorio, Santo Stefano di Quisquina e il suo formaggio. Santo Stefano di Quisquina è una sintesi, io penso, del programma di sviluppo della Sicilia, cioè agricoltura, la zootecnia, l'azienda casearia, i suoi formaggi, ma è anche turismo, è anche cultura. L'Eremo è una città che ha dato i natali per esempio a Ugo Attardi, un grande pittore che assolutamente deve essere rivalutato e che oggi è sempre più apprezzato in Italia e non solo in Italia. E tutto ciò grazie alla laboriosità dei cittadini di Santo Stefano, grazie a una buona amministrazione guidata da un bravo sindaco che è Francesco Cacciatore. Il Parco dei Monti Sicani, quanto può incidere nello sviluppo locale? Io penso molto, è importante il Monte dei Parco Sicani perché può sviluppare il turismo anche dei percorsi naturalistici che attraggono sempre più turisti da tutta Europa e quindi deve essere assolutamente valorizzato. La Di Stefano è un nome per la produzione di dolci ormai conosciuto a livello internazionale ed è presente alla Sagra del Formaggio perché propone una preparazione nuova. Qual è? Innanzitutto buongiorno, la preparazione nuova è di questa mousse con ricotta della zona di Santo Stefano di Quisquina, perché hanno avuto il piacere di esserci noi per questo evento, curando un po' quello che è l'aspetto anche della sicilianità dei nostri prodotti, e l'abbinamento che noi stiamo portando avanti di questa mousse è proprio ricotta con l'aggiunta della panna montata per dare un po' di alleggerimento al prodotto, ma l'abbiamo preparata anche, diciamo, i profumi di pistacchio, abbiamo aggiunto il pistacchio, abbiamo fatto anche uno spezzamento con del pistacchio nostro siciliano, di raffadale maggiormente perché ha un valore aggiunto per come in tanti sanno, e
viene poi servita in piccoli piattini, diciamo, che a una temperatura di -10, che con questo caldo sicuramente le persone si possono anche rinfrescare con una mousse di ricotta che agevola il momento, diciamo così. Il sindaco ha avuto il piacere di esserci noi e quest'anno alletiamo anche con questo dolce che abbiamo preparato tutti i paesani di Santo Stefano di Quisquina, ma anche tanti turisti che stanno venendo a visitare questo evento. Questo è quello che posso dirvi. È un dolce che comunque troveremo anche in vendita? Sicuramente nella nostra pasticceria Raffadali che abbiamo noi, come ben sapete, ma la Di Stefano Dolciaria vende anche semilavorati, prodotti per pasticceria in tutto il mondo, di cui anche in tanti posti fuori da quella che potrebbe essere la Sicilia possono rappresentare un dolce siciliano.